Beh, allora, come passione potrei definirla quasi atavica, nel senso che ho ricevuto in regalo il mio primo Lego che avevo 1 anno di vita e da lì non ho mai smesso, diciamo, costruendo, inventando, anche facendo set, diciamo, ufficiali, via dicendo. Poi piano piano è cresciuta sempre di più, così. Come iniziativa, come mostra, è nata fattivamente 3 anni fa, questa è la terza edizione. Ma il progetto risale a molto tempo prima, nel senso che quando ero cappellano vicario parrocchiale a Oderzo ho conosciuto Carlo Fadel, che è il co-organizzatore di questa mostra, e da anni è lì che mi dice dai che facciamo qualcosa, e una volta diventato parroco ho potuto approfittare dei locali della parrocchia per fare questa iniziativa, insomma. Nella prima edizione c'erano soprattutto costruzioni mie, sue, di un altro espositore, e poi siamo cresciuti durante gli anni, insomma. C'è un mondo anche non molto sommerso, forse un po' di nicchia, ma non sommerso, anzi sta fiorendo in maniera enorme quello che è il sistema mostre, espositori, o anche dei cosiddetti LUG, che sono i gruppi organizzati Lego, che stanno crescendo in maniera esponenziale ultimamente. E anche qui, diciamo, la fatica non è tanto trovare chi venga ad esporre, quanto piuttosto limitare chi viene ad esporre, perché appunto tramite Carlo, che lui da anni espone in fiere, eventi e via dicendo, stiamo facendo una cernita di gente che può venire ad esporre, e anche cercando magari espositori locali, vicini. Poi noi per scelta abbiamo chiesto anche ai bambini della zona se volessero esporre le loro creazioni, infatti dopo se si inquadra vedrete che ci sono anche costruzioni proprio molto semplici fatte dai bambini, e proprio per questo quest'anno abbiamo voluto fare anche un'area giochi dove possono sperimentare in presa diretta, ecco, la costruzione. Beh, in parte, nel senso che occorre astrazione per riuscire a costruire e creare qualcosa, soprattutto occorre tanta fantasia. Naturalmente aumenta la creatività, la manualità, tante piccole cose. Poi diciamo che Lego o costruzioni in genere si applicano molto anche quelle che sono le nuove tecnologie, nel senso che c'è anche della robotica applicata ai Lego, vengono usati anche nelle scuole, via dicendo. Anche qui, se si degna di funzionare, c'è qualcosa del genere. Ecco, comunque sì, è un'iniziativa che sviluppa, o per meglio dire mette in gioco la creatività. E anche questo è qualcosa di interessante. Infatti quest'anno, proprio per questo, abbiamo voluto diversificare anche l'evento, non solo cambiando la disposizione o le opere esposte di settimana in settimana. Appunto, come dicevo, abbiamo aggiunto lo spazio gioco per i bambini, allargato nella prima settimana al modellismo classico e anche a quelli che sono giochi di ingegno, che stanno riscuotendo un successo forse più grande rispetto all'esposizione dei Lego stessi.